Buongiorno e ben ritrovati a nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Carcere, ripartire dalla Costituzione è il tema di un seminario organizzato a Udine su come ridisegnare gli spazi delle case circondariali anche alla luce delle difficoltà legate al Covid. Oggi tra l'altro è stato siglato un protocollo che prevede un maggior contributo esterno per quanto riguarda la cultura con il coinvolgimento della biblioteca. Carcere, ripartire dalla Costituzione è il titolo di un seminario che si è svolto oggi in sala Aiace a Udine, nel corso del quale è stato anche siglato un protocollo d'intesa tra il Comune e le associazioni di volontariato che operano all'interno del carcere. Un commento praticamente su quelli che sono i risultati fino al momento raggiunti dal volontariato all'interno delle carceri. Con noi il Presidente del Consiglio regionale Mauro Zanini. Ma diciamo che il convegno di oggi è un punto di sintesi importante tra tutti gli aspetti della politica carceraria in Friuli Venezia Giulia, a cominciare da Udine, e quindi sia l'aspetto infrastrutturale, quindi la necessità di intervenire per rendere la struttura del carcere in qualche modo adeguata al numero e anche alle funzioni che poi i carcerati devono svolgere all'interno in un'ottica di rieducazione, di reinserimento sociale, e dall'altra parte, oltre alla costruzione fisica, anche la costruzione morale attraverso l'impegno di tanto volontariato che supplisce un po' anche a quelli che sono gli impegni istituzionali, e attraverso il loro sforzo, il loro impegno attiva all'interno delle carceri tutta una serie di riflessioni che costruiscono il morale di questi uomini sia dal punto di vista delle competenze ma anche dal punto di vista di un'introspezione rispetto a quello che è successo nel loro passato, e quindi portandoli in qualche modo a essere pronti a saper gestire le proprie emozioni e anche la propria capacità nel momento in cui finiranno la pena, e quindi potranno essere ricondotti realmente poi nel consesso civile per essere integrati. Con noi c'è anche Franco Corleone, che è appunto il referente per quanto riguarda i diritti, garante dei diritti dei carcerati. Quella che è la situazione anche qui nella nostra regione, lei ogni giorno praticamente tocca con mano la situazione e che cosa si può fare, e se effettivamente questo protocollo siglato oggi va nella giusta direzione. Ma diciamo una cosa molto chiara: sappiamo tutto quello che non va e sappiamo anche come cambiare, e questa è la dimostrazione di questo convegno, perché il progetto di ristrutturazione, creare nuovi spazi utilizzando la sezione ex femminile per farlo diventare un polo formativo di relazioni e di cultura è fondamentale. E noi abbiamo sofferto 2 anni il Covid, in carcere è stato peggio che nella società. Dobbiamo ricostruire le relazioni che si sono lacerate, perché per 2 anni non ci sono stati colloqui, incontri, corsi, relazioni col volontariato. Bisogna ripartire velocemente per ricostruire questa tela distrutta. C'è il sovraffollamento che è intollerabile, a Udine 86 posti e 140 presenze rendono la vita impossibile, per questo abbiamo da affrontare dei nodi delle leggi criminogene che portano in carcere troppe persone invece che portarle verso misure alternative e di costruzione di welfare. Abbiamo una realtà di difficoltà di reinserimento, perché ad esempio abbiamo 20 persone che finiscono la pena in questo anno e rischiano di rimanere fino all'ultimo giorno in carcere senza una prospettiva, quindi c'è molto da fare. Credo che costruiremo un tavolo e le associazioni di volontariato sono fondamentali per essere protagoniste del cambiamento. Sì, perché in effetti i volontari sopperiscono a quelle che sono le carenze strutturali, no? Soprattutto per quanto riguarda l'assistenza. Magari sentiamo a tal proposito la rappresentante dell'associazione Icaro, Roberta Castro.
Noi da oltre 30 anni siamo presenti nella casa circondariale di Udine e le nostre attività inizialmente si muovevano verso l'assistenza al detenuto, no? Il sostegno morale e anche a volte economico. Poi nel tempo le attività si sono sempre spostate di più verso un contesto culturale, per portare cultura all'interno della casa circondariale, che noi riteniamo essere strumento fondamentale del cambiamento. Dopo il Covid in realtà le uniche attività che sono ripartite sono i colloqui individuali e sentiamo tantissimo la necessità di ricominciare a costruire ponti verso l'esterno. Le persone all'interno del carcere non possono rimanere isolati e c'è bisogno appunto di abbattere quel muro e di ricostruire dei ponti di dialogo tra la società civile e i ristretti e anche i giovani ragazzi delle scuole che hanno sempre partecipato alle attività all'interno del carcere, riportarli a conoscere queste attività per cercare di tenerli lontani dalla strada dell'illegalità. Ecco, io vorrei concludere questo collegamento perché oggi qui praticamente avete fatto una dedica, il seminario è dedicato anche a Don Pierluigi Di Piazza, è proprio in sua memoria, no? Il mio costante auspicio è quello di non considerare il carcere come luogo a perdere, da rimuovere o abbandonare, ma come luogo utopico di sperimentazione e di trasformazione radicale. E con queste parole di Don Pierluigi Di Piazza è tutto, da Sala Iace restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, ora vi raccontiamo la storia di Alba, una cagnolina smarrita 13 anni fa ma che ora ha potuto riabbracciare la propria famiglia grazie all'intervento delle guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animale di Udine, un incontro emozionante raccontato direttamente dai padroni e li abbiamo raggiunti nella loro abitazione a Udine. Alba dopo 13 anni ritorna in braccio dei suoi veri padroni, Ivana e Alessandro. Com'è stato risentire la telefonata dove vi dicevano che era viva? È stata emozionante perché ero in centro a Verona. Ero in centro a Verona perché ho andato a trovare mia figlia e ricevo una telefonata da un cellulare, normalmente non rispondiamo ai cellulari. E si presenta Valentini, responsabile del gruppo Eco Zoofilo di Udine, e comincia a farmi le domande con la Neri Alessandro, si dica al mio compagno, mi dica pure perché lascia il mio telefono. E mi dice sì, noi chiamiamo rispetto alla proprietà di un cane, Alba. Ah sì, ho detto, l'abbiamo smarrita 13 anni fa. E mi dica, fa niente, perché volevamo capire se avete fatto denuncia di smarrimento oppure o meno, insomma, no? La mia sensazione della telefonata era che fosse una questione burocratica, nel senso dovevano chiudere una posizione aperta e per cui ho detto altrimenti ci sarebbe stata la denuncia per abbandono. Ecco, adesso Alba si sta un po' orientando nella sua nuova, diciamo, realtà. Quanto avete pianto? Com'è stata l'emozione di ritrovarla poi, rivederla dopo 13 anni? Purtroppo la settimana scorsa è mancata mia sorella. Ed è difficile elaborare i lutti. Quando mi hanno detto che è stato trovato Alba, è stato come... Wow, guarda... è stato come... E tutto mi è tornato su, mi è tornato un periodo passato con questo cane. Io sono stato 6 anni in un rifugio, in questo rifugio dove c'era Alba. E eravamo io e lei e basta, insomma, perché non veniva nessuno in questo rifugio. E mi è tornato su tutta una serie di emozioni legate, poi ritrovare in parte anche un po' di se stessi e capisci quanto sia importante essere vicino agli altri. Venerdì al telefono con Ivana ho pianto, dopodiché in canile ho ripianto. A casa abbiamo ripianto. E adesso basta, vorrei cambiare un po'. Anche perché Alba ha ritrovato un suo amico, diciamo, che è Aaron, che era già un vostro cagnolino. E come sta andando dopo 2 giorni?
Benissimo, a parte la prima notte che ha passato qui Alba, loro stanno, Aaron praticamente sta sotto in sala sul suo cuscino e Alba aveva preso posto nel suo cuscino e lui praticamente cortesemente gli ha lasciato il posto. E come l'avete smarrita quel giorno? Allora, ci avevo in custodia io perché Alessandro era giù a Mestre e era un po' metà tardo pomeriggio e mio figlio Angelo aveva 9 anni e Angelo andiamo a fare un giro con Alba, prendiamo Alba, andiamo dietro praticamente a Degliacco, Cavallicco, in quelle strade e solitamente dopo la lascio perché insomma, è libera, insomma, è nata un cane libero, è nato libero, perché a un certo punto rincorre una piccola lepre. L'ha presa e mi è sfuggita. Di solito aveva già fatto e lo faceva anche con Sandro, ma poi dopo 5 minuti ritornava. Per cui abbiamo aspettato 1 ora, 2 ore e non arrivava. Ha detto 2, 3 ore aspettare lì. Angelo, 9 anni, mamma andiamo a casa. Niente, ti accompagno e ritorno. L'ho lasciato qua, sono ritornata sul posto con la macchina. Ho aspettato fino alle 11 perché non avevo il coraggio di telefonare a Sandro per dirgli che avevo perso Alba. A un certo punto non si vedeva, l'ho chiamato e lui è arrivato qua e tutta la notte siamo stati in giro a cercare con la macchina, a capire se era in qualche strada, preso sotto, insomma i pensieri più brutti. L'indomani mattina abbiamo ripreso le ricerche bussando, tutte le case, abbiamo fatto tutte le case delle vie, diciamo, vicine allo smarrimento, sì, tutte le case, abbiamo affisso i cartelli, abbiamo avvisato il canile, abbiamo i vigili con numeri di telefono. Se fosse stato mai ritrovato un cane che rispondesse alla descrizione? Mai. Dopo 13 anni è tornato. Dopo 13 anni, per cui uno dopo 13 anni sì, risponde alle domande, ma dico la mia sensazione era quella che fosse appunto una cosa amministrativa, per mettere a posto diciamo un documento amministrativo. Quando mi ha detto dell'affido guardi, non so cosa dire, una gioia bellissima. Quindi Alba è con voi. Sì. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, da voi la linea. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta da Voi la linea, ci colleghiamo proprio in diretta con il comune di Udine per conoscere con la nostra Isabella Gregorato quali sono le novità dalla giunta Fontanini. A voi la linea. Eccomi qui all'Exis, in questo momento sono con l'assessore al bilancio Francesca Laudicina per dare una notizia che riguarda l'utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Quindi fino al 31 luglio sarà gratuito, avete prorogato la gratuità. Ancora. Esatto, sì, grazie. Noi oggi in giunta abbiamo prorogato di un altro mese la gratuità totale, quindi fino al 31 di luglio coloro che utilizzano plateatici sia come attività, diciamo come ristoranti, bar, ma anche comunque coloro che svolgono attività di tipo mercatale avranno la gratuità totale, quindi prorogata per un altro mese. Poi successivamente abbiamo deciso, ma abbiamo bisogno di fare un passaggio amministrativo con la modifica del regolamento, quindi oggi non potevamo deliberare in tal senso, di prorogare, anzi di esentare, di ridurre al 50% il canone di occupazione dal 1° di agosto fino al 31 dicembre. Quindi per farlo però dobbiamo modificare il nostro regolamento che non ci permette di inserire al momento delle riduzioni, quindi nella prossima giunta porteremo la modifica al regolamento, poi andremo in consiglio e poi successivamente delibereremo anche questo passaggio. Quindi 31 luglio gratuità totale, dal 1° di agosto fino al 31 dicembre canone ridotto del 50%. Quindi per il momento l'indicazione è questa e voi vi batterete proprio perché questa sia la soluzione definitiva, in accordo quindi con le categorie economiche che vi avevano proprio richiesto. Una cosa che mi sono dimenticata, il termine di pagamento del canone è stato differito ed è stato spostato al 30 di novembre in modo tale da consentire ancora di avere maggior tempo per fare il pagamento. Bene, ringraziamo l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Adesso parliamo dell'area ex Bertoli con l'assessore all'urbanistica Giulia Manzan.
Ci sono ancora questi cumuli, ma sono cumuli di terra nell'area ex Bertoli, che cumuli sono? Sì, sono cumuli di terra. Perché i cittadini se lo chiedono, no? Sì. E sono anche fuorviati magari o da notizie. Sì, sono cumuli di terra, probabilmente derivanti da operazioni per analisi appunto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, ma non sono cumuli contaminati, quindi pericolosi per la cittadinanza. So che insomma l'assessore con delega all'ambiente provvederà a far rimuovere questo cumulo che ha insospettito diversi abitanti al più presto possibile e anche riferirà di un tanto in Consiglio Comunale lunedì 6 giugno. Ecco, per quanto riguarda proprio la sistemazione di questa area, siete quasi a buon punto, anzi ormai siete sulla dirittura finale? Sì, siamo addirittura d'arrivo del procedimento di variante al piano particolareggiato. Ricordo che è un piano particolareggiato del 2005, quindi tanti anni fa, una situazione irrisolta, quindi la variante riguarda proprio il ridare delle destinazioni più attuali alle aree che non sono state completate in quel piano particolareggiato. La delibera di oggi prende atto della conclusione del procedimento di VAS, la valutazione ambientale strategica, quindi abbiamo raccolto tutti i pareri degli enti competenti che hanno valutato migliorativa dal punto di vista anche del profilo appunto ambientale questa proposta di variante. Ecco, la proposta di variante, ricordiamola velocemente, perché area verde, soprattutto ridotta la superficie per gli alloggi? Sì, quello che era previsto nel vecchio piano particolareggiato, quindi una superficie molto ampia per il residenziale, ovviamente è stata diminuita drasticamente. Verrà riservata un'area verde, quindi per realizzare un parco da oltre 60.000 metri quadri e diverse aree con destinazione diversa, quindi la parte commerciale, la parte per attività ludico-sportivo, la parte del direzionale. Ovviamente noi con questa variante sigliamo le varie destinazioni, poi ovviamente la fase di pianificazione attuativa, quindi andare nel dettaglio, capire quali opere verranno realizzate, sarà una fase successiva anche in relazione alla procedura di concordato preventivo che, ricordo, questo ambito è soggetto. Senta Assessore, per concludere il collegamento, anche se esula dal suo mandato, se esula appunto dal suo referato, ecco, il Sindaco e l'Assessore Michelini, e sta parlando proprio in questo momento, hanno detto che sarà necessario rivedere i costi praticamente degli appalti, no? Ho capito bene? I costi delle materie prime, le materie prime che sono necessarie per dar corso a tutti gli interventi in termini di manutenzione, sia ordinaria, straordinaria, che interventi di opere pubbliche, come diceva ben lei in relazione al referato del Vice Sindaco. Pertanto questa è una procedura che verrà fatta nel breve tempo possibile, anche per poter poi aggiornare eventualmente una variazione di bilancio apposta per adeguare questi nuovi costi all'acquisizione delle materie e dar corso alle opere che dobbiamo cantierare. E anche vedere quello che deciderà in sostanza il Ministero. Esatto, sì. Esattamente. Bene, ringraziamo l'assessore all'urbanistica Giulia Manzan. Qui per il momento da Palazzo Daronco è tutto, perché la conferenza stampa sta ancora continuando, e restituisco la linea allo studio. Questa sera la puntata dello Scrigno, in onda dalle 21, sarà dedicata a un grande della cultura friulana, Don Domenico Zanier, per 18 anni parroco di Casasola di Maiano e candidato per 2 volte al premio Nobel. Per alcune anticipazioni ci colleghiamo con Daniele Paroni, che si trova a Maiano, in biblioteca, dove è stato allestito lo studio di Premeni. Grazie della linea. Sì, questa sera come ogni martedì lo Scrigno si occuperà di una grande persona, ovvero sia Don Domenico Zanier, con passaggi, anzi presenze piuttosto importanti nella zona di Maiano, anche se di parte paterna ci porta nella destra Tagliamento. Questo è Don Domenico Zanier, siamo nel suo studio all'interno della biblioteca di Maiano, e questa è una delle tante immagini che lo raccontano. Con me stasera ci sarà Luigina Lorenzini, autrice del libro Un salto tra le braccia di Dio, la poesia di Domenico Zanier. È così, no? Esatto, questo è un libro che è nato dalla mia tesi ed è un'occasione per ricordarlo e parlare ancora di questa grande e umile figura con le persone che gli hanno voluto bene, gli amici, coloro che hanno fatto parte della cultura friulana, perché tutto si intrecciava in un luogo speciale che è quello in cui ci sono la sua scrivania, i suoi mobili, il suo pianoforte, tutte le sue cose ricrea il suo studio. Quindi
insomma, annotatevi, anche se siamo in onda con questa trasmissione da tanto tempo, alle ore 21 questa sera lo scrigno sarà dedicato a Don Domenico Zanier. Avremo delle testimonianze esclusive di parenti, amici e chi gli è stato a fianco. Vedi la Perpetua per quasi 18 anni quando era parroco a Casasola di Maiano. Ci sarà anche Fernando Gerometta, ringrazio la bibliotecaria che è lì sulla porta, che ha vegliato su di noi, appunto veglierà su di noi questa sera. Ci ha aperto la biblioteca, quindi ci sarà anche il sindaco Elisa De Sabata. Fernando Gerometta è già là al leggio e quindi sarà lui che, assieme alla nostra autrice del libro, questa lo vedete, questa è la scrivania di Don Domenico Zanier, dicevo Gerometta, ci farà sentire alcune delle poesie di Don Domenico Zanier. Per ora è tutto, vi aspetto questa sera alle ore 21 ovviamente su Telefriuli. A voi la linea. Grazie a Daniele Paroni, noi ci fermiamo qui, ma l'informazione di Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione, buona giornata.